Continua a Chiavari la polizia e l'ispezione dei canali di scolo ad opera del comune e di Iren. 10 milioni di euro dalla regione per il dragaggio del golfo di Rapallo. Gli interventi inizieranno tra poco più di un anno. Al via il ripristino dei pennelli di Sant'Anna, Sestri Levante. Prosegue il piano di messa in sicurezza della costa. A ottobre in programma l'intervento sull'arenile di Renà. Giornata speciale, amministratori del Tigullio e regionali ricevuti in udienza dal Papa. Il sindaco di Capua ha consegnato a Francesco un invito ufficiale a visitare Chiavari. L'incontro con il Papa a margine della partita tra i campioni del cuore e i dipendenti vaticani, consegnate offerte all'Elemisioniere Vaticano per un progetto destinato ai poveri e bisognosi. Ai nastri di partenza un nuovo anno scolastico senza dirigente regionale e con esiguità di personale docente e ATA. Per gli insegnanti esaurite le graduatorie entrano in campo i supplenti. Lavagna ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il forum delle associazioni familiari, obiettivo costruire un tavolo di confronto permanente per sostenere la famiglia. Da lunedì entra in vigore l'orario invernale di ATP, servizio autobus implementato con nuovi mezzi e con particolare riguardo alle esigenze del trasporto scolastico. Il Comune di Rapallo ha tracciato il nuovo cronoprogramma per l'intervento di messa in sicurezza del torrente San Francesco, il punto in Consiglio Comunale. Aperture a sostegno della IML di Casarza Ligure da parte della Regione e della FILS, incontro positivo a Genova tra azienda, sindacati e l'assessore allo sviluppo economico Benveduti. Un'altra estate da record per la spiaggia per tutti a Chiavari. Nei 3 mesi di apertura sono stati 5.394 gli accessi totali per un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Non convince il depuratore nella zona della colmata di Chiavari, a ridosso della scogliera. La perplessità del comitato: giù le mani dal fiume Entella. Chiavari presenta un patto educativo sportivo, dibattito e approfondimento sulle cause dell'abbandono di molti giovani, sottolineata l'importanza degli allenatori e la carenza di strutture. Il liceo scientifico sportivo Gianelli di Chiavari pronto per un nuovo anno scolastico. Il progetto didattico centrato su inclusività, tecnologia, internazionalità e competenze trasversali. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo del lavoro di ispezione e pulizia dei canali di scolo della rete di Chiavari, portata avanti dal Comune e da Iren, in particolare attenzione nella zona del porto turistico. Vediamo. 2 problematiche strutturali nei condotti di scolo che da Corso Garibaldi arrivano al porto non permettono il corretto deflusso delle acque piovane, con la conseguenza, nel peggiore dei casi, di allagamenti durante i fenomeni temporaleschi. Nella zona del porto, in un box, una occlusione e una diminuzione della sezione del canale del 50% di passaggio. Questo è una problematica trovata molto importante, perché oltre a confluire il canale di Corso Garibaldi arriva anche quello primario di Piazza Roma. Poi proseguendo invece verso monte, sempre con le video ispezioni e i controlli, abbiamo sotto dal dopolavoro vicino alla ferrovia e sotto abbiamo riscontrato un vorto crollato, il quale è stato rimosso e messo in sicurezza anche tutto il materiale che era depositato sul fondo del canale. Abbiamo trovato anche una tubazione di fognatura dismessa, anche questa abbandonata, anche questa è stata rimossa e messa in sicurezza. Proseguendo poi verso l'incrocio di Corso Sarotti e Corso Garibaldi, lì in origine i canali che portavano via le acque piovane erano 2. Ora, quello di Corso Garibaldi, al centro di Corso Garibaldi, è ancora quello esistente e funzionante, che anche lì abbiamo messo parecchie bocchette di ispezione e l'abbiamo controllato. Quello invece sul retro di Corso Garibaldi, causa l'autorizzazione che avevano dato negli anni 70 per la costruzione di un'autorimessa, questo è stato praticamente creato un sifone che ad oggi è completamente otturato. In particolare, la problematica dell'autorimessa tra via Garibaldi e via Sarotti è quella che causa gli allagamenti in via Rivarola, su cui l'amministrazione sta lavorando insieme ad Iren e Ato per la progettazione di nuovi condotti alternativi. Per quanto riguarda il porto, il Comune ha già finanziato la gara per la progettazione di una deviazione del canale che garantisca la massima portata delle acque.
Parliamo di messa in sicurezza della costa, adesso con due situazioni, quella di Rapallo dove arriveranno 10 milioni di euro dalla regione per il dragaggio del Golfo e a Sant'Anna dove prosegue il piano di messa in sicurezza della costa con il ripristino dei pennelli nella zona di Sant'Anna. Facciamo il punto. Saranno attinti dai fondi europei 10 milioni di euro destinati dalla Regione a Rapallo per il dragaggio completo del Golfo. Il programma dell'intervento è stato dettagliato nel corso di una riunione fiume che si è tenuta in Regione con i tecnici, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Le tempistiche sono queste. Entro settembre dovremo dare l'incarico sulla progettazione di questo intervento enorme che riguarderà tutto il Golfo e cuberà circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro che ieri Regione Liguria ha già stanziato per questo tipo di intervento, quindi sarà una corsa contro il tempo per riuscire a rispettare tutte le calendarizzazioni. L'intervento, una volta appaltato, dovrà concludersi obbligatoriamente entro 18 mesi. I tempi tecnici e burocratici per espletare la gara non sono certo brevissimi e quindi l'avvio dei lavori in linea di massima potrebbe essere attorno alla fine del 2020. Secondo il cronoprogramma del Comune però in totale il dragaggio potrebbe durare meno di 18 mesi. L'intervento quindi noi quantifichiamo però abbia una durata minore di circa 12 mesi. E valuteremo una sospensione chiaramente nel periodo estivo per non andare a impattare sul turismo. Intanto una settimana fa Rapallo ha ricevuto una cifra pari a poco meno di 1 milione di euro, sempre da Regione Liguria, per finanziare un primo intervento di messa in sicurezza dei fondali, lavori questi che inizieranno a breve. Questo è un intervento altrettanto importante anche dal punto di vista del rischio idrogeologico. L'intervento verrà focalizzato sulle canne focive dei due torrenti che sfociano nel nostro Golfo, quindi Boate e San Francesco. Sul Boate in particolare l'intervento sarà leggermente più ampio perché provvederemo a svuotare la vasca di decantazione che c'è alla fine del fiume stesso, che erano ormai anni che era atteso questo intervento. Proseguiremo con l'intervento anche con la messa in sicurezza del fondale, quindi del molo Duca degli Abruzzi. In questo caso le tempistiche quali saranno? Allora, l'intervento in questo caso deve essere appaltato entro la fine di questo mese, quindi entro l'estate prossima l'intervento sarà concluso. Il ripristino dei pennelli a protezione del litorale di Sant'Anna è un intervento cruciale per tutelare l'integrità del tratto di costa e la viabilità stradale. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione come misura volta al ripristino delle opere di difesa degli abitati costieri. Dopo gli interventi che abbiamo avviato poco dopo i danni della mareggiata dell'ottobre del 2018, quindi essenzialmente a ripristino parziale del litorale di Renà, dove adesso ci saranno nuovi e più importanti interventi, e al consolidamento della diga di Portobello, ora è la volta dei pennelli del litorale di Sant'Anna, per cui dopo dei primi interventi di sistemazione il nostro progetto è stato finanziato per 100.000 euro e dai primissimi giorni di settembre ci sarà la posa di massi diciamo conformi a quelle che sono le caratteristiche delle pietre di quell'arenile, fatto da natanti, fatto quindi direttamente a mare e non dalla spiaggia, che andranno a riconsolidare i pennelli in modo che fungano realmente da protezione dell'arenile. Con quell'intervento che nell'arco del mese di ottobre dovrebbe esaurirsi, riteniamo appunto di mettere un punto importante per la protezione di quell'area marina, e poi, come dicevo prima, ci sarà la partenza dell'intervento di 700.000 euro che riguarda invece il consolidamento dell'arenile di Renà, che è stato quello più fortemente danneggiato da tutta la mareggiata dell'ottobre. L'intervento sul lido di Renà, anch'esso finanziato dalla Regione, andrà ad integrare la prima tranche di lavori che aveva permesso di ripristinare la viabilità della strada, dopo che la mareggiata aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso l'unico accesso carrabile alla frazione.
Una giornata davvero speciale, quella vissuta dagli amministratori del Tigullio, dai consiglieri regionali e anche da alcuni sacerdoti a Roma. Mercoledì mattina l'incontro con Papa Francesco. Il sindaco di Chiavari ha chiesto al Santo Padre di visitare il Tigullio. Tutto questo in occasione della partita che si è svolta proprio a Roma tra i campioni del cuore, la rappresentativa del territorio, con i dipendenti vaticani. È stata consegnata anche un'offerta nelle mani delle limosiniere Vaticano che sarà destinata proprio ai più bisognosi. Vedremo i servizi in merito proprio a questi momenti vissuti a Roma e parleremo anche del nuovo anno scolastico ai nastri di partenza con difficoltà e carenze da parte di personale docente e dell'ATA. Tutto questo nei prossimi servizi. Un invito emozionato, formulato anche a nome del vescovo Alberto Tanasini, a visitare la città di Chiavari, che ha ricevuto la grazia dell'incontro con Giovanni Paolo II nel 1998. Lo ha formulato il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, nel corso di un breve ed informale incontro con il Papa poco prima dell'udienza generale di questa mattina. Il primo cittadino ha ricordato le radici liguri di Papa Francesco. Tutta la famiglia materna è genovese. La paterna. Di Capua ha poi ricordato al Papa le ferite dell'alluvione, la profonda devozione mariana di Chiavari e dell'intero territorio e l'avvio della causa di beatificazione di Don Nando. L'invito è stato consegnato anche in via ufficiale direttamente al Papa. Un invito che ho fatto a nome di tutta la comunità chiavarese, anche a nome di Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, anche perché è in corso la causa di beatificazione di Don Nando ed è il nostro territorio, un territorio molto bello ma anche fragile. Abbiamo avuto 2 alluvioni a Chiavari e fortunatamente ci siamo risollevati. C'è anche una grossa devozione, Nostra Signora dell'Orto, Nostra Signora di Montallegro, Madonna di Guadalupe. Per cui io ho chiesto a Papa Francesco se viene a visitare anche i luoghi, il villaggio del ragazzo, il centro Benedetto Acquarone creati da Don Nando. L'incontro con Papa Francesco è stato estremamente cordiale. Hanno potuto salutarlo personalmente anche i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, l'assessore regionale Ilaria Cavo, il deputato Luca Pastorino, i consiglieri regionali Vittorio Mazza, Claudio Muzio e Gabriele Pisani, Sandro Giacobbe e ovviamente i sacerdoti della diocesi, Don Luca Sardella, Don Alberto Gastaldi, Don Floranza e Don Andrea Buffoli, oltre al seminarista Tommaso Mazza. Don Buffoli ha consegnato al Papa la maglietta della Virtus Entella, sottolineandone i colori, gli stessi dell'Argentina. Ed è incredibile come abbia sempre la battuta pronta, come sia sempre pronto a dire qualcosa di simpatico, anche segno che nonostante la stanchezza del viaggio era molto presente e ci ha ricordato di noi liguri che siamo tipicamente un po', come ha detto con il braccino corto, tirchi, e quindi ci ha fatto un po' ridere e ha stemperato ancora di più l'ambiente. Da parte del Papa non è mancata la battuta sulla proverbiale parsimonia dei liguri, ma l'incontro è stato anche l'occasione per una sottolineatura che riguarda il valore educativo dello sport. Io ti do soltanto un consiglio: non perdere la amatorialità dello sport. Lo sport, quando perde la amatorialità, si sporca. Lascia essere quel gioco libero, gioioso dello sport. Grazie alla vostra testimonianza. Questa idea è nata perché questa squadra comunque è stata fondata a scopo solidale, quindi abbiamo pensato a Roma ci sono tanti senza tetto, tanti bisognosi e quindi abbiamo scelto questo evento anche perché comunque è la rappresentativa del Vaticano, è una squadra di tutto rispetto e ci faceva piacere anche misurarci con qualcuno più forte di noi. Prima dell'incontro la consegna alle missioniere di Sua Santità di una somma raccolta che verrà destinata ai bisognosi, appunto. Come è nata questa raccolta, che ha coinvolto? La raccolta è nata da altre iniziative che abbiamo fatto sul nostro territorio, qualcuno che ha contribuito a livello locale, ringrazio anche il presidente Gozzi dell'Entella e tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta. Abbiamo consegnato anche al cardinale Krajewski dei pasti che stasera potrà distribuire alla stazione Termini e quindi abbiamo cercato di completare il più possibile questa serata. Quale desiderio del cuore vi ha spinti qui a Roma per questa iniziativa? Innanzitutto l'iniziativa benefica che gli organizzatori ci hanno proposto ed è bella, e poi anche la passione per il calcio ci ha spinto a essere stasera in campo.
Mi ha fatto piacere essere qui, accompagnare, dare un senso istituzionale a questa bellissima iniziativa che unisce davvero tutti ed è il simbolo di come davvero lo sport abbatte tutto e permette un grande gioco di squadra nel nome della solidarietà. Abbiamo in campo consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, insomma di tutti gli schieramenti politici e sono insieme con gioia per fare del bene. Credo che sia un grande segnale di quanto lo sport davvero possa unire e fare del bene. Da chi è formata la vostra compagine? Allora, la nostra compagine è formata da tanti dipendenti di vari enti, dicasteri e amministrazioni collegate con la Santa Sede. Pertanto siamo tutti dipendenti vaticani, per dirla in parole povere. Facciamo questa cosa a fini di beneficenza. Quando capita l'occasione, ci si presenta l'occasione di poter aiutare qualche fratello meno fortunato di noi, e questo è il nostro scopo. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico manca il personale nella provincia di Genova. Quali sono le figure che mancano? Le figure che dovrebbero essere presenti all'avvio dell'attività scolastica sono differenti, sono diverse, vanno dal personale docente al personale che non è docente e che dovrebbe consentire proprio l'attività anche organizzativa contabile delle scuole, oltre che l'apertura e la chiusura dei plessi. Inoltre c'è anche una difficoltà nel reperire gli stessi insegnanti, che non sempre nella nostra provincia, ma proprio nella realtà anche proprio del nord Italia, ultimamente stanno scarseggiando. Forse perché il lavoro non sta diventando più appetibile o perché diventa sempre più difficile e complicato a causa di una serie di riforme, anche lo stesso reclutamento. L'altro grande problema nella nostra provincia è la mancata presenza dei vecchi segretari delle scuole, dei DSGA, e anche questo è l'effetto di un concorso che si è prolungato notevolmente a livello nazionale. È notizia di pochi giorni fa che è stata bloccata la nomina del direttore regionale della pubblica istruzione. Cosa può comportare questo? Noi abbiamo una serie di passaggi che vedranno adesso coinvolta anche la direzione regionale, che poi è il punto di riferimento per le istituzioni scolastiche, che dovrà fare una serie di decreti per consentire alle scuole di funzionare in tutto e per tutto. Ad esempio me ne viene in mente uno, il fatto di poter dare garanzia agli alunni che sono presenti nelle singole scuole che hanno delle difficoltà, quindi alunni disabili, di avere una presenza fissa e costante come personale docente. Questo però, come richiesta, avviene normalmente da parte di tutte le scuole, è una di quelle richieste che deve essere espletata attraverso un decreto del direttore regionale con delle deroghe sul sostegno. Anche il Comune di Lavagna ha sottoscritto il patto con il Forum delle famiglie a sostegno appunto delle famiglie del territorio. E poi per quanto riguarda il trasporto entra in vigore lunedì l'orario invernale per quanto riguarda ATP, ci saranno nuovi mezzi ma anche maggiore attenzione al trasporto scolastico. Vediamo. Lavagna è il 10° comune del Tigullio ad aver sottoscritto il protocollo d'intesa proposto dal Forum delle associazioni familiari. Questa mattina a Palazzo Franzoni il sindaco Gian Alberto Mangiante ed il presidente del Forum del Tigullio Raffaele Loiacono hanno firmato il documento che impegna le amministrazioni pubbliche a promuovere politiche per sostenere ed incentivare le famiglie in tema di natalità, maternità, genitorialità, valorizzazione degli anziani e aiuto ai soggetti più deboli. Più nel dettaglio il protocollo d'intesa prevede la creazione di un tavolo permanente di confronto finalizzato ad esaminare specifiche politiche familiari che si possano inserire fra gli interventi e i servizi che già vengono realizzati in favore delle famiglie e ad individuare strumenti culturali e formativi idonei per aiutare le famiglie a svolgere pienamente il loro ruolo di soggetto sociale.
Il forum ha presentato inoltre una proposta di progetto formativo gratuito per amministrazioni comunali, segretari comunali, dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione e responsabili del terzo settore, che si svolgerà nel Tigullio il 18 di ottobre. L'evento formativo, aperto quindi agli amministratori, ma anche al mondo dell'associazionismo, verrà svolto in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano e ha lo scopo di presentare una metodologia che consenta di verificare quanto e come interventi di politica pubblica modifichino in positivo e negativo le condizioni di vita e di benessere delle famiglie. Il sindaco di Lavagna ha ribadito la volontà di porre la famiglia al centro della propria azione amministrativa e ha ricordato che l'amministrazione si adopererà per migliorare e potenziare gli interventi in questo ambito nei limiti di quanto viene permesso nell'attuale gestione del dissesto. Piccole modifiche per migliorare la qualità del servizio, senza ridurre la quantità di chilometri coperti o aumentare le tariffe. In questa direzione le novità del nuovo orario invernale di ATP, costruito sulle necessità dell'utenza, soprattutto scolastica. Saranno 19 le convenzioni dei servizi per gli studenti, 2 in più dell'anno precedente. Grosso modo l'orario rimane lo stesso dell'anno scorso, abbiamo ovviamente potenziato alcune linee, in particolare la Casarza Santa Margherita, e poi stiamo offrendo più servizi scolastici perché alcuni comuni si sono inseriti, stiamo riposizionando alcune corse in modo che siano più confacenti alle necessità dell'utenza. In questi ultimi 2 mesi abbiamo assunto 20 nuovi autisti che vanno in grandissima parte a colmare il turnover di autisti che sono andati in pensione. Parlavamo delle convenzioni per la scuola, ricordiamo un attimo come funziona, quali sono i benefici? I benefici sono sicuramente che un operatore professionale come noi può offrire un servizio che non soltanto soddisfa le esigenze scolastiche, ma anche le esigenze di mobilità all'interno del comune, in quanto molti dei servizi scolastici prevedono anche la promiscuità di alcune corse, quindi alcune corse possono essere usufruite anche dagli utenti normali. Gli ulteriori vantaggi sono ovviamente negli orari, noi abbiamo gli autisti necessari per fare in modo che gli scolari arrivino a scuola agli orari giusti. Previsto anche uno svecchiamento del parco mezzi con la società che sta effettuando una gara per 11 nuovi autobus, oltre ai 2 Iveco ibridi che da metà settembre entreranno in servizio. In questo modo il rinnovamento del nostro parco mezzi grosso modo dovrebbe arrivare a superare leggermente il 50% dei mezzi in esercizio. Torniamo a Rapallo, si è fatto il punto in Consiglio Comunale sul cronoprogramma della messa in sicurezza del torrente San Francesco. Le novità sono state illustrate dall'assessore Filippo Lasinio, le vedremo nel servizio. Parleremo anche della IML di Casarza Ligure, l'azienda in difficoltà ha ricevuto il sostegno da parte della Regione. E poi si è fatto il bilancio dell'estate 2019 per quanto riguarda la spiaggia per tutti, l'arenile accessibile ai disabili nella zona del porto turistico di Chiavere. I numeri parlano di un 20% in più di accessi. Vediamo i servizi. Sarà bandita entro gennaio 2020 la nuova gara d'appalto per completare la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Il punto è stato fatto nel corso del Consiglio Comunale da parte dell'assessore ai lavori pubblici. Sarà un appalto integrato che andrà a completare il primo lotto del primo stralcio e il secondo lotto sempre del primo stralcio e andare avanti con il secondo stralcio. Diversi passaggi burocratici che dovranno essere compiuti per arrivare alla ripresa dei lavori che dovrebbe avvenire entro la prossima estate per concludersi necessariamente entro la fine del 2022. Nel secondo stralcio, come lavori supplettivi, inseriremo il completamento del primo stralcio. Quindi la ditta che vincerà tutto un appalto unico. Nel frattempo il Comune sta affrontando in questi giorni le questioni legali nei confronti del Consorzio e della ditta esecutrice dei lavori del primo stralcio della copertura sul torrente San Francesco, la Phoenix Consorzio Stabile e la Vitale Costruzioni. Non sconteremo nulla. Penali e non solo penali per ritardo, ci sono decine di penali da applicare per mancata osservazione di alcune norme, per mancato controllo del cantiere, mancato controllo in orario notturno. Ci sono una serie di penali che prevede il capitolato speciale d'appalto che verranno messi sulla bilancia
Il procedimento per la risoluzione contrattuale non è ancora arrivato a compimento, ma le mancanze riscontrate in questi mesi in cantiere sono state notevoli e solo con il sequestro dell'area il Comune ha potuto collaudare la nuova soletta. Comunque sia la conclusione, o una risoluzione bonaria o l'apertura di un contenzioso, il Comune ha assicurato che il cantiere non si fermerà. Il cantiere ormai è sequestrato, è stato ripreso in mano da parte del Comune, in verità la sola parte asfaltata, ma poi procederemo anche con il resto. Ad oggi la strada dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per dire se ci sia la possibilità di un accordo bonario o diversamente no. Ma comunque quello farà il suo corso, il tempo che ci vorranno e quant'altro. Bello perché cerchiamo di dare veramente tanto alle persone, è un servizio che funziona, una grande affluenza, le persone ne usufruiscono in una maniera ottima, sono contenti, il servizio fortunatamente ci viene detto che è buono, piace, funzionale, e, insomma dà la possibilità a chi non riesce di poter entrare in acqua, di potersi fare la nuotata, chi arriva magari da 20 anni che non riesce ad andare in acqua, finalmente ci ritorna e così via. Insomma. Quest'anno avevate anche nuove attrezzature? Diciamo di sì, abbiamo integrato in quelle che avevamo già le 3 seggiole principali, le 3 tipologie per poter entrare in acqua, abbiamo aggiunto qualcosina, abbiamo sempre i lettini che sono rialzati per favorire alle persone disabili il passaggio da carrozzina a lettino. Oltre dalla Liguria sono arrivate anche molte persone da fuori regione. Sì, soprattutto dal nord Italia, abbiamo anche un sacco di centri che vengono da Milano, da Torino, vengono a farci visita, stanno qui magari un giorno, a volte anche 2, usufruiscono dei servizi, insomma, piano piano si sta cominciando a conoscere anche a livello del fuori regione e cominciano ad arrivare clienti anche da più distante. Questo è uno dei progetti che secondo me va meglio, proprio perché è una cosa utilissima e certamente è lo spazio per disabili meglio attrezzato del Tigullio e ormai siamo al 4º anno, quindi abbiamo anche una certa esperienza. Quello che dico è confermato dal continuo aumento dell'utenza. Quest'anno abbiamo avuto un 20% in più di presenze rispetto all'anno scorso, dove avevamo già avuto un incremento dall'anno precedente, quindi questo significa che l'incremento è progressivo e continuo. Per l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare ulteriori migliorie, a breve farò un incontro con tutte le realtà che hanno collaborato all'esistere di questa cosa e vedremo in che modo si può migliorare. Siamo arrivati alla giornata di sabato, abbiamo parlato del depuratore comprensoriale e le perplessità del comitato Giù le Mani dal fiume Entella sulla collocazione nella zona della colmata di Chiavari a ridosso della scogliera. E poi si è parlato di sport con il patto educativo portato avanti dal Comune insieme alle scuole. Vediamo. Conoscere il prima possibile il progetto definitivo dell'impianto di depurazione che l'atto, d'accordo con il Comune di Chiavari, ha intenzione di realizzare nell'area della colmata a mare a ridosso della scogliera. Lo chiede in una lettera inviata anche alla Regione Liguria e al Comitato Giù le Mani dal fiume Entella, ribadendo la contrarietà a quel tipo di impianto e alla sua collocazione. L'ipotesi caldeggiata è quella di un potenziamento dei 2 impianti esistenti a Chiavari e Lavagna. L'associazione vuole una maggiore trasparenza nella gestione della pratica e, se sarà quella la strada percorsa, che vengano effettuate tutte le verifiche ambientali previste dalla legge. Diciamo che le difese a mare innanzitutto determinano un'ulteriore alterazione dell'andamento delle correnti del Golfo del Tigullio che andrebbero studiate per poterne preventivamente valutare gli effetti e quindi l'incidenza. Inoltre opere del genere necessitano della valutazione ambientale strategica e probabilmente anche della valutazione di incidenza ambientale come documenti preventivi e i cui esiti sono importanti per determinare in maniera più compiuta la fattibilità di un progetto. Il Comune di Chiavari sembra orientato dunque verso un'ipotesi di comprensoriale tra Lavagna, Cogorno, Carasco e Chiavari nell'area della colmata. Quali i rischi che voi denunciate e vedete in questo progetto? Basta pensare alla mareggiata di un anno fa, cosa è successo con i depuratori di Santa Margherita e di Recco. Per quanto è vero che sono previste delle difese a mare valutate dal sindaco di un costo superiore a 12 milioni di euro, ma anche la manutenzione di queste difese poi ricadrebbe
da farsi probabilmente anno per anno ricadrebbe sulle bollette degli utenti. Noi manderemo un'istanza appunto all'ATO e alla Regione proprio per evidenziare questi aspetti, in modo che si ritorni ad una scelta più compatibile con il nostro territorio e che possa evitare con questi contenziosi che diventano poi inevitabili l'andare sotto sanzione per alcuni comuni, in primo luogo per Lavagna. Il patto educativo sportivo è un progetto del Comune di Chiavari partito a fine 2017 che prevede l'elaborazione, la condivisione e il rispetto di comportamenti corretti da parte di atleti, allenatori e genitori. In apertura della 2 giorni che la città dedicherà a tutte le discipline sportive ne sono stati approfonditi aspetti e peculiarità. Di sapere innanzitutto perché i ragazzi in una certa fascia d'età facilmente abbandonano lo sport in generale, per poi non riprenderlo più, per poi magari avere stili di vita un po' devianti, situazioni difficili che vanno a complicare comunque il loro percorso di vita. E soprattutto, e oltre questo, capire che cosa si può fare perché questo non avvenga. Attraverso un questionario distribuito ai ragazzi è stato possibile ricostruire le principali cause dell'abbandono, più frequente nella fascia d'età tra le scuole medie e le superiori. Il ragazzo, se ha tempo, se gli piace, lo continua a fare. Quelli che abbandonano proprio perché hanno poco tempo, perché hanno troppi impegni scolastici e anche perché hanno dei problemi con gli allenatori, no? Un focus particolare è stato dedicato agli allenatori, figura educativa di grande importanza. Certe volte certi comportamenti sono proprio sbagliati, non sono da educatori, invece è arrivato un momento un po' di emergenza educazionale, no? Per cui l'allenatore deve imparare anche a essere educatore. Altro fronte è quello scolastico, un problema cronico è quello dell'assenza di strutture adeguate a promuovere attività sportive. Andare ad individuare quali sono le carenze che le nostre palestre in questa regione hanno, io lo so che ci sono, per cui questo è il messaggio che do. Approfondiamo questo aspetto, potrebbe facilitare non solo i cosiddetti normali a fare attività sportive in palestre che spesso non sono agibili nemmeno per loro, ma soprattutto ai disabili che studiano, che sono studenti, che poiché non possono accedere spesso a queste strutture vengono esonerati. Altro provvedimento da abolire e comunque da contrastare in maniera molto decisa. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Spazio al nostro approfondimento, si parlerà di scuola, come abbiamo già detto è addirittura di avvio il nuovo anno scolastico. Il Teguglio vede una novità quest'anno, il liceo sportivo, il liceo portato avanti dal Gianelli, il Gianelli Campus, con diverse novità e particolare attenzione anche alla formazione dei giovani studenti. Parleremo di questo nel nostro approfondimento, si è riunito anche il primo consiglio docenti e gli insegnanti sono pronti a questa nuova avventura formativa. Tutto questo nei prossimi servizi. Al termine si concluderà questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento torna tra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Primo collegio docenti per il liceo scientifico sportivo Gianelli di Chiavari e primo impegno ufficiale per Daniela Loero come coordinatrice didattica. Impegno questo nel quale sarà affiancata da Carla Zignaigo e Stefania Marchino, già insegnanti al liceo Marconi del Pino, e si avvarrà della collaborazione per alcuni progetti di Lidia Aramini, già vicepreside dell'Istituto Caboto. Tutti i progetti che riguardano i ragazzi, la loro formazione, sono delle sfide e allora per chi come me ha maturato 40 anni di esperienza nella scuola e tutte le sfide che riguardano la formazione comunque sono appetibili e vanno raccolte. Poi questa è una sfida che parte dalla diocesi, quindi un aiuto che mi è stato chiesto e che ritenevo fosse nell'alveo di una disponibilità e volontaria fosse possibile. Il liceo scientifico sportivo, istituito nel 2013 seguendo le indicazioni ministeriali, affianca l'insegnamento di discipline sportive a quello di scienze motorie e sportive e introduce l'insegnamento di diritto ed economia dello sport a partire dal secondo biennio.
Nell'ambito della flessibilità verranno introdotte anche alcune caratteristiche specifiche. Migliorare sicuramente l'utilizzo, quindi la conoscenza e anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, e abbiamo proprio istituito una materia a sé nel primo biennio e nel secondo biennio. Il secondo obiettivo è quello di cercare di dare una formazione linguistica dell'inglese che non è soltanto mirata alla lingua, ma piuttosto a far sì che i nostri studenti riescano ad acquisire una dimensione internazionale, con processi di mobilità, con processi di certificazioni e anche di soggiorni all'estero. E terzo, sicuramente la sfida più grande, una sinergia forte col territorio, sia con tutte le associazioni sportive ma anche con le aziende, proprio perché questo tipo di collaborazione dovrebbe condurli ad acquisire quelle soft skill, quelle competenze trasversali che adesso fanno la differenza poi nel mondo del lavoro. Il liceo, che avrà tutte e 5 le classi, si avvale del lavoro di alcuni insegnanti già operativi al Gianelli negli scorsi anni e di nuovi innesti. Insegnanti giovani, motivati, flessibili, ai quali Daniela Loero ha chiesto di rendere possibile l'impossibile. Spesso quando si ha a che fare con i giovani d'oggi hai la sensazione che difficilmente riuscirai a scalfire quel muro, che è un muro di isolamento, perché le nuove tecnologie di fatto hanno cambiato radicalmente il loro modo di essere e di rapportarsi con l'esterno, e quindi anche poi alla scoperta dei loro interessi e anche delle loro motivazioni più profonde. Quando si dice di rendere possibile l'impossibile, è proprio quello di andare oltre questi muri. Cosa emerge da questo primo collegio docenti? Allora, da questo primo collegio docenti emerge che sicuramente la nostra coordinatrice didattica è una persona molto preparata, molto entusiasta e che ha dei sogni e, come dire, ha sottolineato più volte questa mattina che il suo desiderio è rendere possibile l'impossibile puntando in alto con i ragazzi, e, come dire, puntare verso l'alto è sempre una buona partenza. Poi realizzeremo quello che potremo realizzare, però partire così sicuramente dà entusiasmo anche a noi, un po' ci spaventa ma sicuramente ci dà entusiasmo. Quali sono dal suo punto di vista i punti di forza? Direi che i punti di forza più interessanti sono sicuramente il fatto che ci sia un progetto molto ambizioso, teso allo sviluppo, come dire, delle qualità e delle capacità dei nostri ragazzi a 360 gradi. Quali sono le caratteristiche del vostro essere giovani insegnanti che possono dare un valore aggiunto a questa scuola? Sicuramente, come dire, un collegio docenti giovane è un collegio che parte con entusiasmo, può essere con un po' di inesperienza sotto certi punti di vista, ma sicuramente con nessuna preclusione mentale verso la novità, verso le richieste che ci verranno fatte, verso le proposte che ci saranno fatte, che sicuramente accoglieremo tutti con entusiasmo, e questo fa parte proprio dell'essere giovani, del venire da esperienze diverse e dell'aprirsi ad un mondo dell'insegnamento che per alcuni è proprio nuovo, per alcuni un po' meno, però insomma. Nuova a questo tipo di esperienza, al primo collegio docenti, quale impressione ne ha ricevuto? Molto buono, mi sembra un progetto che dovrebbe funzionare e speriamo di fare il meglio, diciamo. Sono molto motivata, la mia passione è insegnare, mi sembra un buon punto di partenza. Ecco, il fatto di essere una giovane insegnante è un valore aggiunto per quello che la coordinatrice didattica chiedeva, una didattica innovativa sostanzialmente. Sì, voglio attuarla, anche perché quando facevo la scuola io era una didattica molto tradizionale, quindi cercherò di impegnarmi in queste nuove metodologie e di metterle in pratica anche per coinvolgere più i ragazzi. In una materia come la matematica che spesso mette paura, voglio cercare di battere questo pensiero comune, di avvicinarli a questa materia che è molto importante, che aprirà in futuro molte porte.